I 5 comandamenti. Allora, il primo, rimanere se stessi, anche quando tutti stanno guardando da un'altra parte e si ha l'impressione di avere il dovere di seguire la corrente, cercare di portare il proprio sguardo là dove nessuno sta guardando e ritagliarsi una piccola nicchia di individualità. La seconda cosa, non essere sciatti, mai. Quando sentite qualcuno che dice tanto è uguale, no, non è mai uguale, ci sono modi diversi di fare le cose e l'importante è farle con passione, credendoci. Il terzo comandamento è collegato al secondo: va bene essere indignati, ma ancora meglio essere impegnati. Basta semplicemente la protesta, poi bisogna ogni tanto cominciare a rimboccarsi le maniche e cominciare a fare le cose. Il quarto comandamento è essere leali nei confronti degli amici, delle persone care, della propria donna, del proprio amore, con cui raggiungere una grande complicità, avendo come faro il rigore, il rispetto e la devozione. E come quinto comandamento, quello che secondo me arriva per ultimo, ma è il più importante, in qualche modo dà il senso a tutti gli altri: se il tuo problema ha una soluzione, di che ti preoccupi? Se il tuo problema non ha una soluzione, come diceva Aristotele, di che ti preoccupi? Did we get too tight or let the mystery puzzle reveal itself?